C'è il gatto che mi ha bucato qua, 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 qua. Porca miseria, io lo farei in pentola che Alessia non vuole. Guarda, il furgone più figo del mondo, ma anche proprio come proporzioni, colori, tutto stupendo. Questo deve essere, eh sì, il primo VAS che ero andato a vedere, che qui si apriva il portellone così ci stavano anche le bici, solo che era tutto ruggine quella volta, persino da ignorantissimo ho rifiutato, in più chiedevano dei soldi che assolutamente non li meritava. Ho visto, non so, i vecchi VAS, quei pochi che ho visto, erano tutti ruggine, tutti marci. Portati via contanti perché qua pagare col banco ma col telefono è come tirare una pugnalata al cuore. Non puoi gustarti Bari in una sola giornata, ci vogliono almeno 2 giornate. Anche perché c'è, come ti dicevo, Bari che è spettacolare, fidati, e Bari Vecchia che è la parte più turistica, storica. Hanno ucciso l'uomo ragno. È l'immancabile l'agosto. Questa credo sia Bari, effettivamente sì, con il morto, l'investito, lo squalo, giustamente, sì, credo sia questa. Questo è uno dei posti dove volevo andare a sfondarmi il panino a Mastro Ciccio, solo che c'è la Mastro Coda. Guarda il panda natalizio, è un gatto pasquale, nel senso che ha la forma di uovo di Pasqua. Wow! Eh sì, è qua. Ma neanche mangiare posso. Vedi perché devono fare i TikTok, hai capito? Allora l'hanno chiamata. Vedi? Cioè lei stava mangiando poretta. Ha dovuto alzarsi, smettere di mangiare per fare i TikTok. La caccia al tesoro. Ma sì, questo è un barbiere serio, guarda. Con l'Aperol, il Prosecchino e il Campari. La sanità devo dire che funziona in maniera veramente egregia. C'era un signore che aveva del sangue dal naso, era lì che parlava con i vigili, e i vigili hanno detto chiamiamo il 118. Questo tipo, 10 minuti fa, non è tanto il fatto che sono arrivati in 10 minuti, è il fatto che sono arrivati, perché uno che ti chiama e ti dice che hai sangue al naso, cioè arrivi là e gli tiri 2 papine. Almeno ce l'ha per qualcosa. Ok, farò l'eresia di bere uno spritz anch'io, fuori dalla terra padre, la terra dello spritz, dove ti viene 2,53, non 5 euro. Spritz, anche non primitivo. Burrata, fugazza. Ah, pensa, se tu non segui l'inutile abitudine di dover per forza mangiare a mezzogiorno e cenare, non so, alle 20, vedi, ti risparmi la coda infinita e entri diretto, cioè non c'è nessuno in coda, quelli sono lì aspettano fuori altre persone. Lei si è entrata diretta prima. Devo dire però che sono infinitamente più civili di noi, questo perché noi siamo pieni di extracomunitari e loro no. Oh, io vedo tanto lusso, ordine, pulizia, mi sa che ormai il sud siamo diventati noi, ragazzi. Vabbè, vediamo di rifarci con Napoli, perché voglio dar benzina ai nostri preconcetti, no? Per ora sono stati solo che smentiti, a parte le orecchiette false, vabbè, delle signore che tirano le orecchiette. E adesso che ore sono? C'è scritto su là, le 3:30. 3:30 ed oggi ha fatto quasi 10.000 scontrini. Porca miseria. E chiude che ora? Mastro Ciccio qua chiuderà. D'altronde ste robe mediatiche così e turistiche fanno i miliardi, Ha ragione Alessia a dire che l'80% delle persone qua si chiamano Nicula. Ma pure il re del Montenegro, Dio caro, si chiamava così. Fagli una roba tipica, vai. Ta-na-na-na. Esistono ancora. Quante volte che l'ho fatta. Quante volte abbiamo fatto Bari Vecchia e Bari Nuova. Porco cane, abbiamo le scarpe che fumano. Voglio vedere dentro le case com'è. Guarda. Ah, che bello. Il cortile. Che strano leggere tutti i cognomi italiani su ogni condominio. Porto un attimo velocemente a vedere la cattedrale di Bari e dopo andiamo a ciò che è Asia. Vediamo cos'è. Che qui vedi ste robe moderne. Porca miseria, che storia. Guarda che mestieri. Salve. Guarda Non si può registrare se non ha il biglietto. Vuoi pure a pagamento. Guarda che bella Marante che si fa foto di tu.
Ho trovato lavoro come fotografo perché ho fatto una foto alle signore e poi ho detto anche noi. Adesso chiudo qui la puntata di Bari Vecchia, ben si intenda. Ci sta come sempre riassunto della serie merita o non merita, merita decisamente. Il mega riassunto del posto, come tutte le grandi città, se vogliamo proprio stringere al massimo, ovviamente trovi il bello e il brutto. Questo perché ci sono tantissime persone. E di queste, quando ci sono tantissime persone, capirai che chi ha un'attività, che sia dipendente o proprietario, lavora molto bene e quindi guadagna, quindi c'è il benessere, c'è il lusso. E tutto il resto delle persone ovviamente no, e quindi lì c'è la povertà, hai capito? Ho visto gente prendere cose dai bidoni delle immondizie. Poi contemporaneamente questa sarà una cosa da rifletterci un po' su, perché mette un po' di confusione. Ho visto tanti cartelli cercasi personale. Dico, ma come scusa, cioè cercasi personale e tu, non parlo di extracomunitari con magari senza permesso di soggiorno, parlo di persone, quindi dico, perché scusa, tu che sei giovane, non sei malato, vai a prendere la roba dal bidone delle immondizie quando cercano personale come lavapiatti, come cameriere, cioè, no, questo no. Questo manda un po' in tilt. Ah sì, aspetta, parlando dell'aspetto camperistico, oltre quello umano e culturale, c'è l'area camper è di un'indecenza immisurabile, però in più il prezzo è assolutamente spropositato, 25 euro. Però non c'è altra soluzione, quindi a noi va bene così, tanto il camper è nostro, che ci frega. Una volta che abbiamo l'acqua pulita non ce ne importa di niente. Stiamo dentro il nostro camper e via. Anzi no, aspetta, ho dimenticato, la cosa più importante in assoluto, il fatto è che l'area camper è chiusa, recintata e col gabbiano. È quello che in fondo alla gente con un po' di giudizio interessa, ossia non spendere tutti quei soldi di assicurazione per il furto. Io l'assicurazione per il furto non ce l'ho, o meglio i soldi dell'assicurazione per il furto la spalmo un po' nelle aree camper e nei campeggi, insomma, ecco. Lì sì, vado veramente tranquillo, anche se sono animali dentro, cazzo me ne frega. Siamo partiti ogni volta la mattina e siamo tornati alla sera tardi. Cioè, nel camper proprio non stiamo lì a pensarci, ci entrano a rubare, abbiamo gli animali, il gatto, il cane, gli fanno del male, cazzo ce ne frega, e li assicuro. Guarda il mio Pipporetto che ha fame, vorrebbe mangiare il gatto. Me l'ho detto, dobbiamo prima farci le docce e dopo si cena. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché?